Amici di Sportissimi, da parte di Luca Pulcieri, buon pomeriggio e benvenuti al Meno di Pasquale di Avola per il ritorno della finale playoff nazionale di eccellenza tra Avola e Camarat. Il pallone che rimane a centrocampo di Romana Ledesma, allarga da Kevin Guadalupo. Ancora Guadalupo può calciare! Traversa! Poi rovesciata! Fuori gioco! Ci aveva provato con la giocata in acrobazia Pisciotta, ma Guadalupo ha scaldato il destro, ha scaldato i guanti di Santillo e ha preso la traversa. Gli ruba il pallone Montagno con al suo vicino Marchica, scivola, non riesce a prendere il pallone, poi pallone per Ramella, calcia Dolenti da Osvaldo che sale, palla a piede, rumoreggia il pubblico, Guadalupo calcia in due tempi, Santillo, Osvaldo di testa, pallone che si spegne sul fondo, ancora un'occasione dai piedi di Guadalupo, palla per Pisciotta che mette giù, avanza Ledesma, ha tanto spazio Ledesma per Osvaldo può calciare! Osvaldo! Il vantaggio del Camarat al 29esimo minuto in rete, Facundo Osvaldo, e ora è tutto in equilibrio tra Camarat e Avola. Ad aprire in direzione Pisciotta che mette giù, bravo Pisciotta, Guadalupo forse trattenuto fallosamente, poi Ledesma è scivolata, interviene e riesce forse, no, a toccare il pallone per un giocatore del Avola. Dos Santos protesta intanto la panchina del Camarat. Dos Santos allarga, pallone per Montagni che sale palla al piede, mette il centro, direzione al Fo, pallone e c'è il pareggio dell'Avola, 1-1. Pane guarda al centro, pallone messo verso Guadalupo, Marchica ci pensa, calcia, pallone che termina sul fondo, brivido per il pubblico del Di Pasquale al 50esimo minuto. Pane, pallone messo al centro, Guadalupo la mette di nuovo in centro, chiuso dalla difesa dell'Avola, resta intanto a terra Figini. Pane, la palla calciata in porta, Santillo si allunga e calcio d'angolo. Riprende il gioco. Ledesma, tacco di Pisciotta, Marchica può calciare, pallone che termina sul fondo e che ha dato l'illusione del gol con Santillo che l'ha fatta scivolare via. Prova a metterla giù ricca, spinto da Guadalupo, non c'è nulla. Da Guadalupo, vuole andare ancora da Guerrero Pereira, punta Caruso, Guerrero Pereira mette al centro, Santillo in due tempi. A cercare Osvaldo, pallone messo al centro da Mirabelli, pallone che gli esce fuori di un soffio, ma era fuori gioco, si stava per materializzare ciò che era successo contro il Trebisacce. Finisce qui il cammino del Camarat, termina un passo dalla gloria a conquistare la Serie D e l'Avola. Esplode la festa al Meno di Pasquale per il popolo rossoblu, ma applausi a scena aperta al Camarat che ci ha creduto, ha combattuto e giocato una stagione incredibile, direi anche straordinaria, da neopromossa, arrivando fino alla finale playoff nazionale, sfiorando il back to back